Un caloroso benvenuto con l'appuntamento del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Ci stavano rubando l'insularità, sventato dal governo regionale il tentativo di cancellarla dal decreto. In Italia gli scippi sul piano normativo avvengono sempre in silenzio, confidando sulla distrazione degli interessati e sull'oscurità delle norme richiamate. E questa volta, se non fosse stato presente in conferenza delle regioni il governo Musumeci, rappresentato dal vicepresidente della regione Gaetano Armao, lo scippo sarebbe perfettamente riuscito. Proviamo ad illustrare i fatti. L'articolo 119 della Costituzione, così come modificato nel 2001 al quinto comma, recita: per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. Nel 2009, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, viene approvata la legge numero 42 che all'articolo 22 individua la specificità insulare tra i criteri atti a individuare gli interventi infrastrutturali necessari e le risorse da impiegare. La legge subisce varie modifiche, ma il riferimento all'insularità resta sempre uguale. Il 28 maggio scorso, però, il Governo nazionale presenta in conferenza delle regioni il cosiddetto decreto semplificazioni, che inserisce un'ulteriore modifica dell'articolo 22 della legge 42 del 2009. Ed è qui che sparisce il riferimento alla specificità insulare. In conferenza delle regioni per il governo Musumeci è presente Gaetano Armao, vicepresidente della regione, che contesta pesantemente la modifica e pretende il ripristino del riferimento alla specificità insulare, chiedendo il sostegno anche della ministra degli affari regionali Maria Stella Gelmini e della ministra per il Sud Mara Carfagna. Solo il giorno dopo il governo regionale ottiene rassicurazioni formali sul mantenimento del riferimento all'insularità e il 31 il decreto viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale, confermando la specificità insulare come criterio di priorità per le azioni da perseguire, per il recupero del divario infrastrutturale e per l'individuazione della quota di finanziamento. Come si può facilmente comprendere, non si trattava di una bandierina, bensì di risorse concrete che stavano per essere sottratte alla Sicilia e alla Sardegna e che sono state salvate grazie alle barricate predisposte dal governo Musumeci. Non è chiaro chi avesse operato il taglio del riferimento all'insularità, ma chiarissimo è stato chi ha ottenuto che venisse mantenuto. Al governo regionale va un ringraziamento esplicito per questa dimostrazione di attenzione e di forza nella difesa degli interessi della Sicilia. Brusca ripugnante, ma quella legge è utile. Se venisse cancellata, la mafia festeggerebbe. Per tutta la giornata di oggi si sono susseguite le prese di posizione sulla scarcerazione di Giovanni Brusca, collaboratore di giustizia e reo confesso dell'assassinio di circa 150 persone, responsabile del barbaro omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo e dell'assassinio di Giovanni Falcone e della moglie dei poliziotti della scorta. Dall'estrema destra all'estrema sinistra i rappresentanti della politica tutta hanno pesantemente criticato la scarcerazione di quello che in molti hanno definito una belva e hanno chiesto che la legge sia cambiata. La rabbia è comprensibile, ma riflettere è un dovere per chiunque faccia politica. In questi anni, anche se ovviamente in modo sommerso, solo i mafiosi hanno chiesto la cancellazione o almeno l'attenuazione della legge sul cosiddetto pentitismo, che ha avuto l'effetto di decimarli, facendo loro perdere libertà, denari e consenso. Questa legge è stata voluta da Giovanni Falcone e ha ottenuto tramite il pentimento, o se preferite la collaborazione di assassini e personaggi spregevoli, risultati straordinari. Si pensi a 30 anni fa e si pensi ad oggi, a come la mafia si sia pesantemente indebolita. Quale maxi processo si sarebbe potuto fare senza i collaboratori di giustizia? Quanti passi in avanti senza il pentimento del criminale Buscetta? Giovanni Brusca ha scontato interamente la pena che i giudici gli hanno inflitto tenuto conto della sua collaborazione. 25 anni. La legge sui pentiti prevede la collaborazione in cambio di misure premiali, non il pentimento inteso come fatto morale. A tutti sarebbe piaciuto che fosse rimasto a marcire in un carcere, ma lo Stato persegue i suoi interessi e Falcone aveva visto giusto quando riteneva che quella legge sarebbe stata utile e necessaria. La dichiarazione più equilibrata è stata quella di Maria Falcone, sorella del giudice assassinato. Umanamente è una notizia che mi addolora, ma questa è la legge.
una legge che peraltro ha voluto mio fratello e quindi va rispettata. Quell'autorazzismo involontario. Se succede da noi siamo arretrati, se invece succede al nord. Non possiamo negarlo, la Sicilia ha sacche di arretratezza e di violenza delle quali ci vergogniamo e lunga è ancora la strada che va fatta sul terreno dei diritti e della convivenza civile, ma a volte esageriamo nel ritenerci più arretrati di altri e a parlare male di noi stessi, come se condividessimo alcuni insopportabili pregiudizi razzisti espressi nei nostri confronti. In tutte le regioni italiane si susseguono insopportabili episodi di intolleranza e faremmo un grave torto a noi stessi se pensassimo di essere in cima alla classifica. Stamani, in uno dei quotidiani dell'isola, essendo solo un esempio tra tanti, preferiamo non indicare né il nome del giornalista né quello del giornale, è comparso un articolo che, a proposito del vergognoso episodio dell'aggressione a Palermo ai 2 turisti gay, ha testualmente scritto: l'aggressione a colpi di bottiglia contro una coppia di ragazzi gay a Palermo dimostra ancora una volta che la Sicilia ha ancora troppo da imparare sul piano dell'apertura culturale anche su questi temi. Nello stesso giorno dell'aggressione a Palermo, in un piccolo paese, Mornico-Losana, in provincia di Pavia, la casa di una coppia gay residente è stata presa di mira da lanci di uova e colpi di pistola. La coppia, in seguito all'aggressione, pare abbia deciso di trasferirsi. Questo rende meno grave l'episodio di Palermo? Assolutamente no, anzi il quadro di gravità generale cresce e richiede misure importanti. Ma una cosa siamo costretti a chiedercela: perché tra 2 comportamenti ugualmente vergognosi uno acquista la ribalta nazionale e uno viene invece trascurato? Forse perché un riflesso condizionato spinge i giornalisti del Nord a pensare che il loro è solo un episodio casuale, mentre se succede a Palermo è perché i siciliani sono arretrati. Quello che è incredibile è che questo pensiero spesso fa breccia anche da noi. 2 giugno, in Sicilia la festa vale un po' meno, indebolita da un divario che ci rende cittadini di serie B. Il nostro giornale nei giorni di festa non va in pubblicazione, oggi però abbiamo deciso lo stesso di pubblicare, perché la sensazione che abbiamo è che in Sicilia questa festa vale un po' meno. Non è una scelta ideologica, lo abbiamo detto più volte, ci sentiamo siciliani, italiani ed europei e normalmente i siciliani non si sentono meno italiani, anzi forse esagerano. La squadra di calcio, l'inno, le tante piccole cose che ti danno il senso di appartenenza in Sicilia hanno sempre un po' di enfasi in più. Ma noi abbiamo il dovere di essere realisti. Troppo grande è il divario economico, sociale e infrastrutturale per non sentirci cittadini di serie B. Troppi i primati negativi nelle statistiche tra le regioni italiane, in termini di povertà, disoccupazione, sviluppo economico, infrastrutture, abbandono scolastico, servizi sanitari, asili e così via. Troppo silenzio, ad esempio, sulla necessità di realizzare il ponte sullo stretto. Sì, questa festa da noi vale un po' meno, perché così hanno deciso quelli che pensano che siamo noi siciliani, che valiamo un po' meno. Oggi è tutto. Per l'informazione della nazione siciliana, notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione.